Il Consiglio Comunale di Sora ha approvato all'unanimità le linee guida programmatiche per il rinnovo della partnership culturale e socio-economica con il comune canadese di Van. Nella seduta consiliare di lunedì 1 luglio, giornata nazionale di festeggiamenti in Canada e ricorrenza del 27° anniversario del gemellaggio tra le due città, il primo cittadino Roberto De Donatis ed il vice sindaco di Van Mario Ferri hanno siglato l'accordo che permetterà di rivitalizzare i rapporti tra le due comunità. Il perno di tutto questo sono i giovani, c'è scritto in modo chiarissimo, tutte le iniziative sono dedicate soprattutto ai ragazzi che devono avere coscienza e consapevolezza delle loro origini e della loro appartenenza, al di là di quelle che sono poi le loro esperienze, che chiaramente sono di natura diversa e contestualizzate rispetto agli ambienti che vivono, però il legame forte, soprattutto sotto l'aspetto della cultura, della tradizione, che va mantenuta forte e che va arricchita con quelle che sono le ulteriori esperienze che i nostri ragazzi fanno nella loro articolata e complessa esistenza. Il vice sindaco di Van, Mario Ferri, si è dichiarato molto felice dell'iniziativa ed ha sperato che l'amministrazione comunale attuale, ma anche quelle future, siano sempre pronte a dare nuovo impulso a questo accordo. Questo è un documento che ci guida non solo oggi, non domani, ma 10, 20, 30 anni. Non è abbastanza affermare oggi e poi ci dimentichiamo. Dobbiamo essere, come si dice? Operative, ok. Che l'obiettivo è di continuare di collegare la comunità di Vaughan e Sora e i paesi vicini. E questo è necessario di dedicarci a lavorare insieme. Io mi sento molto emozionato a vedere che tutti avete dato il vostro supporto, perché senza questo accordo fra voi questo progetto non va avanti. Lo stesso da noi. Io so che quando questo arriva al nostro Consiglio, loro saranno molto contenti, perché è proprio per questa ragione che abbiamo richiesto di vedere se la città di Sora era interessata di continuare con questo gemellaggio, e voi l'avete accettato così numerosi. Vi ringrazio di nuovo e io mi scuso se non l'ho spiegato tanto bene, ma è importantissimo che vediamo questo progetto non solo per oggi, che si deve avere la visione per i prossimi 20 anni. O ci siete voi, o c'è un'altra amministrazione, è importante che loro continuino, se no cominciamo oggi e poi domani si ferma. E poi dobbiamo ricominciare di nuovo e non c'è quella possibilità di arrivare a quei obiettivi che è scritto qui dentro. Questo è un bellissimo documento che, per come ha spiegato al sindaco, questo è un sogno, però speriamo che diventa realtà. Grazie.